Più che raddoppiate le misure restrittive a Padova e provincia, ammonimenti e divieti d'accesso sono passati da 266 del 2021 a 550 dell'anno appena concluso. L'attività della divisione anticrimine si è concentrata sui comportamenti di violenza domestica, con 84 provvedimenti, e le violenze all'interno o nelle vicinanze di pubblici esercizi con le missioni dei cosiddetti Daspo Willy. Diciamo che è andata bene non perché ne abbiamo fatte molte di più, ma perché averne fatte molte di più di misure, averne applicate molte di più ci ha consentito di far ridurre dei reati, perché alla fine sono misure appunto di prevenzione, servono a far decantare delle situazioni che potrebbero diventare molto più pericolose all'interno delle mura domestiche e anche fuori. La maggior sensibilità anche della cittadinanza, soprattutto nei confronti di reati di violenza domestica, ha permesso di agire di più e meglio. Noi riteniamo che più che altro sono aumentati non i fatti ma le segnalazioni. L'ammonimento per violenza domestica il questore lo può fare anche se non c'è una denuncia, ma basta che noi ne veniamo a conoscenza di quello che succede. E ne siamo venuti a conoscenza molto di più che in passato attraverso vari canali, quello classico della volante che viene perché viene chiamata, ma anche l'intervento dei vicini che segnalano, anche l'intervento del 118 che poi ce lo dice, insomma c'è una situazione di maggiore sensibilità di contesto, voglio dire, che probabilmente nasce dal fatto che se ne parla. Fondamentale la sinergia con tutti gli enti che vigilano sul territorio per cercare di arginare quei fenomeni che possono sfociare in quella che è definita mala movida. Noi arriviamo anche a chiudere gli esercizi pubblici, no? A interrompere, a sospendere le licenze quando si verificano fatti di violenza, ma talvolta questi provvedimenti, c'è l'allontanamento con un provvedimento impropriamente detto DASPO, dai locali, da quel locale, da tutti i locali per un certo periodo può far decantare la situazione, perché in molti casi le persone, per così dire, che danno fastidio sono sempre le stesse, ecco, che creano problemi sono sempre le stesse, che hanno un'indole violenta sono più o meno le stesse, quindi questo tipo di provvedimento può effettivamente servire.